Ogni giorno, dietro le navi che arrivano e partono, ci sono volti, mani e storie. A Genova, Savona e Vado Ligure, più di 30.000 persone lavorano senza sosta, muovono 65 milioni di tonnellate di merci e fanno viaggiare 5 milioni di passeggeri ogni anno. Questo è il porto che lavora, il racconto di chi fa vivere i Ports of Genoa. Precisione a terra di un certo tipo. Vola massimo a 5 metri per normativa, ma vola massimo. Mi chiamo Giuseppe Canepa, sono un tecnico dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Sono un geometra, un topografo senior e un pilota di droni. Ciao Giuseppe. Ciao Fì, ciao, buongiorno. Sei pronto? Sì. Dai, allora oggi andiamo a fare i rilievi. Oggi vedremo come poter utilizzare il drone per rilievi aerofotogrammetrici per quanto riguarda il monitoraggio ambientale dei litorali e delle coste. Abbiamo la necessità di effettuare tutto il rilievo della linea di costa ricompreso fra la piattaforma di Vado e la foce del torrente Letimbro a Savona, perché questo è il tratto che è stato ritenuto potenzialmente interessato da eventuali modifiche della dinamica costiera. Il Ministero ci ha richiesto un monitoraggio dei litorali a seguito di opere e infrastrutture che stiamo progettando e realizzando in autorità di sistema portuale. È battuto il punto? Quindi procediamo con quello dopo. Parallela alla scarpata, la strisciata delle foto, perché facendo così riesci a notare l'andamento del terreno. Ok, adesso montiamo il payload sul drone. Questo payload è stato scelto perché faremo un rilievo fotogrammetrico e quindi questa qua è una macchina fotografica specifica per questo tipo di lavoro. Qua noi possiamo vedere la mappa, quindi la posizione in tempo reale del drone, l'avanzamento come prima del rilievo e tutti i parametri di volo. Poi con questa schermata noi vediamo quello che vede la fotocamera, quindi il fotogramma che sarà poi estrapolato. In questo caso ovviamente vede acqua, ma fa niente, nel senso che poi questi fotogrammi verranno eliminati dall'elaborazione. Successivamente all'operazione svolta in campo siamo tornati in ufficio per elaborare i fotogrammi ricavati dal volo del drone e dalla sua telecamera ad alta definizione. Abbiamo creato i modelli 3D necessari al confronto con le modellazioni fatte in precedenza. La fase finale riguarda l'elaborazione di un report con i dati ricavati in campo per l'invio successivo al Ministero.